Palermo è la sua città natale, si è esibito nei più importanti teatri italiani e non solo. Ha viaggiato molto e ha portato tutta la sua italianità e il suo talento artistico nel mondo. Il suo debutto risale al 1978 come tenore leggero nel ruolo del giovane Ernesto nel Don Pasquale di Gaetano Donizetti al Teatro Fraschini di Pavia. Pietro Ballo, la voce italiana per eccellenza, come è stato definito nel libro a lui dedicato alcuni anni fa da Renzo Allegri, per rendergli omaggio e per evidenziare non soltanto le sue doti canore, ma anche quelle umane che lo hanno avvicinato al pubblico che da sempre lo ama, tributandogli grande affetto in ogni sua esibizione. A lui l'amministrazione comunale di Agrigento, in occasione del concerto inaugurale di presentazione della neonata Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi, ha consegnato una medaglia alla carriera. Un momento importante e particolarmente commovente per il tenore che è stato l'ospite d'eccezione di Agrigento all'Opera, un progetto pilota da lui molto apprezzato dato che da anni è impegnato in un progetto simile e in particolare l'Accademia Lirica del Mediterraneo di Palermo, che ha fondato per valorizzare i giovani talenti siciliani e per invogliarli a restare in Sicilia. Vi confesso che mi ha emozionato questo riconoscimento in questa serata importante, forse importantissima. Mi sono permesso di scambiare due parole con la signora Zammuto, dove ho detto che siete fortunatissimi, non fortunati. Agrigento è diventata un'isola molto molto felice. Una carriera importante la sua, sulla quale si è accanito un crudele destino. Nel 2000, a 48 anni, un problema di salute ne compromette la voce e lo costringe a smettere di cantare. Un momento difficile per lui che ricorda ancora oggi che sta lavorando per riacquistare l'estensione vocale di un tempo con dolore, anche se, come ribadisce nell'intervista, sta vivendo una vera e propria rinascita che, ha detto, sarebbe stata impossibile senza il supporto della moglie e delle sue figlie e ovviamente del pubblico. Ogni sera di sotto al mio balcone sento cantare una canzone d'amore. 10 anni fa mi ero rassegnato che era finita, invece non era così. Ho rafforzato la mia fede, ho rafforzato i miei ideali di credo, mi sono avvicinato di più alla mia famiglia, che è stata quella che mi ha aiutato e mi continua ad aiutare, che io sono sposato da quasi 38 anni con la stessa donna. Ha 3 figlie femmine. 3 figlie femmine, 2 gemelle, una cantante lirica, una stilista di moda, una disegnatrice di moda e un'altra che suona il violoncello ed è entrata nel giro del make-up cinematografico. Per cui mi reputo una persona fortunatissima, purtroppo con la disgrazia di aver interrotto la mia carriera a 48 anni nel pieno del mio vigore vocale. Cos'è nato? È nato che avevo 2 modi per andare avanti. O fare quello che ho fatto, avvicinarmi di più alla fede, alla famiglia e a tutto ciò che era un credo sicuro, o distruggere tutto quello che aveva costruito. Ho preferito mettermi da parte e stare fermo un paio d'anni. E poi ho realizzato quel gran progetto che è il mio fiore all'occhiello, per cui 100 anni, 1000 anni di salute che mi accompagnerà. Mi gratificherò per tutta la vita per quello che ho fatto e che sto facendo per i giovani. Ho aperto un'Accademia Lirica del Mediterraneo a Palermo e niente, su questa accademia ho cominciato a dare i primi esercizi vocali perché ho ripreso tutto da capo. Visita in cella sta compagna vostra, calcio perduto sfondo e a fantasia. Penso sempre che tutta vita mia dicevo disse ma non ci osato dire.
Nonostante abbia vissuto un vero e proprio calvario in circa 10 anni, ha ancora tanta grinta e soprattutto grazie all'Accademia che ha fondato ha voglia di dare la grande occasione a qualche giovane talento. Quell'occasione che lui ha avuto fuori dalla Sicilia, quando negli anni 70 si è trasferito a Milano lasciando i suoi affetti, la sua terra. Un distacco doloroso che lo commuove ancora oggi. Vincevo tutti i concorsi in Sicilia. Me ne capitò uno internazionale e ho dovuto farlo, l'ho vinto e c'era da partire, Milano, che devo fare, sposato, una bambina, mia moglie è stata lei, dice io capisco cosa vuol dire per te, io ho lasciato la scuola per te, perché io preferivo che mia moglie seguisse me, dice tenta, lì è stata la mia fortuna, grazie a mia moglie che intelligentemente mi consigliò di tentare e quel tentare comportò conquiste dopo conquiste, ma con molto sudore e molto sacrificio, non mi ha regalato mai niente a nessuno. Lei ha fatto una lunga gavetta, diciamo è stato un giovane di talento che come tanti altri giovani ha preparato una valigia magari malvolentieri un giorno, lasciando i suoi cari, partendo per un futuro magari incerto, lasciando un passato invece importante. Che consiglio si sente di dare a quei giovani di talento che purtroppo magari non riescono ad avere delle opportunità nella terra natia? Vede, lei mi sta facendo commuovere in questo momento, perché mi ha portato indietro di molti anni, dove io, scusatemi. È bellissima invece questa commozione, perché dimostra che diciamo, questo che lei ha fatto è veramente qualcosa di sofferto, quindi quando poi è arrivato il successo lei si è sentito proprio di averlo meritato. Come sei bella stasera, più bella Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino per te sospira, non pensare, parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei. Un tenore di grande talento, un uomo sensibile che non si è mai montato la testa e che ha dimostrato tenacia e profondo amore per la musica lirica anche nei momenti più bui della sua vita e per il pubblico con cui ha instaurato un intenso legame. Non è un caso che sull'home page del suo sito ufficiale ci sia scritto: a tutti gli amici e ai miei cari fan, grazie per avermi aspettato. Mi è rimasto nel cassetto un sogno che non ho potuto più realizzare perché mi sono fermato, era la Carmen. Io sono molto passionale, sono molto sanguigno, per cui il frizzantino, io lo chiamo frizzantino, la musica di Bizet, mi sentivo questa musica dentro le vene, queste frasi. E poi ho un progetto che mi sarebbe piaciuto realizzare, è quello di fare, e che sicuramente farò, essendo anche, mi permetto di sottolineare che sono direttore artistico del Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù, voglio realizzare un mega concerto con 11 tenori. Allora noi le facciamo un caloroso in bocca al lupo per questi suoi progetti e ci auguriamo quindi di averla ancora qui ad Agrigento, visto che c'è questa neonata Fondazione Teatro Pirandello. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.